Sono 10.739 i medicinali che i cittadini veronesi hanno donato l'11 febbraio scorso durante la giornata di raccolta del farmaco. 120 farmacie aderenti e medicinali per un valore di 67.250 euro, che sono stati consegnati questa mattina presso la sede di Federfarma a Verona. Numeri che arricchiscono il bottino veneto, che ammonta ad un valore di oltre 200.000 euro. Presente alla cerimonia anche il vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, e il sindaco Flavio Tosi. Sì, una partecipazione, vanno ringraziati tutti i singoli cittadini e cittadine che hanno anche quest'anno reso Verona protagonista della solidarietà, e vanno ringraziate le farmacie, perché questo conferma che la farmacia non è il luogo dove banalmente si vendono i farmaci, perché quando qualcuno fa riforme o parla di liberalizzazione non capisce che la farmacia ha un importante ruolo e luogo sociale, e le centinaia di volontari del banco, gli alpini, le associazioni di volontariato, perché dietro questa giornata c'è un'attività prima e poi a livello organizzativo colossale. A beneficiare dei farmaci donati, 35 enti assistenziali convenzionati con il banco farmaceutico, che a Verona assistono circa 22.000 persone in stato di disagio economico e sociale.